Buongiorno Francesca, Buongiorno Paolo. e brevemente può dire chi è, cosa fa e dove. Certo, allora io sono Francesca Lerna, lavoro all'interno del Dipartimento HR di Mani Group e mi occupo di selezione, formazione e sviluppo del personale del gruppo. Molto bene. E lei è qui perché la sua azienda ha deciso di partecipare al progetto Job Week Veneto, promosso da Union Camere Veneto con le camere provinciali e con il coordinamento scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova. E qual è o quali sono le posizioni che proponete a giovani laureati e laureate under 30 dell'Università di Padova? Ce le può brevemente descrivere quali sono le Certo. attività, quali sono le skill richieste o i profili a cui siete interessati? Allora, noi abbiamo deciso di approfittare, insomma, di questa opportunità per entrare in contatto con laureati. Non abbiamo posizioni, diciamo, specifiche in questo momento da presentare. Sicuramente nel nostro sito ci sono delle posizioni aperte, le ricerche, però vorrei cogliere l'occasione per entrare in contatto con neolaureati che si affacciano al mondo del lavoro e che possono essere interessati a diverse aree aziendali. Noi spaziamo dall'area dell'accounting and finance, area information technology, engineering, sales, operation, R&D, quindi diciamo tutte le aree collegate a una struttura aziendale di medie e grandi dimensioni. Siamo alla ricerca continua di neolaureati in materie tecniche, profili tecnici, quindi nel mondo dell'ingegneria. Noi lavoriamo nel mondo dell'edilizia, delle costruzioni, quindi sicuramente profili provenienti dal mondo dell'ingegneria edile, civile, architettura, in parte anche dell'ingegneria energetica, perché abbiamo una BU che si occupa proprio del mondo green, delle energie rinnovabili. Cerchiamo anche ingegneri gestionali per tutto ciò che riguarda il mondo del miglioramento continuo, del management. Poi cerchiamo anche profili provenienti dal mondo IT, dell'information technology, quindi ingegneri informatici o proprio laureati in informatica e anche laureati provenienti dall'area economica, ovviamente. Molto bene. A queste persone supponiamo che ci siano delle candidature interessanti, quindi proporrete job coerenti con il loro profilo in un progetto di inserimento che prevede alcune attività strutturate e quali sono? Assolutamente sì, noi crediamo molto in un percorso formativo. Quando una persona entra a far parte della nostra realtà, c'è un investimento anche lato azienda in termini di risorse, di tempo, di formazione, quindi c'è un affiancamento on the job, c'è una formazione on the job che per noi è fondamentale. Poi c'è anche tutta una formazione tecnica specifica, quindi con dei corsi di formazione ad hoc ovviamente per la posizione. Il nostro obiettivo è quello di accompagnare nel percorso di crescita, quindi questo insomma è uno dei nostri driver. Molto bene, abbiamo evocato Manni Group, abbiamo accennato al fatto che lavora nel macro ambito, diciamo, dell'edilizia, delle costruzioni, può dirci però qualcosa in più? Cosa fate? Che dimensioni avete? In quali mercati operate e dove siete collocati? La Mani Group è un gruppo storico di Verona, abbiamo circa 80 anni di storia alle spalle. La famiglia Mani ha fondato il business ed è ancora presente con la terza generazione. È un'azienda che ad oggi conta circa 1200 dipendenti, considerando sia stabilimenti italiani che stabilimenti esteri. E il nostro fatturato si aggira intorno ai 700 milioni di euro, ovviamente è un dato medio. L'azienda, essendo un gruppo, opera con diverse società e operiamo in tre aree di business differenti. Operiamo nel mondo dell'acciaio, nel mondo dei pannelli isolanti e nel mondo green, nel mondo delle energie rinnovabili. Per quanto riguarda il mondo acciaio, operiamo con tre società che sono Manni Sipre, Manni Inox e Manni Green Tech. Cerco di sintetizzare un po', Manni Sipre e Manni Inox sono due centri di servizi per la lavorazione dell'acciaio. Noi non siamo acciaierie, noi acquistiamo l'acciaio, effettuiamo delle lavorazioni e procediamo con la rivendita. Manni-Site si occupa delle lavorazioni di acciaio al carbonio e ha lo stabilimento più grande a Mozzecane e altri stabilimenti a livello nazionale a Udine Crema e Ascoli Piceno.
Manni Inox si occupa delle lavorazioni di acciaio inox, acciaio inossidabile, e ha 200 servizi su Verona, in zona industriale. Manni Green Tech invece è una startup del 2017 e opera nel mondo dell'edilizia ecosostenibile. In sostanza si occupa di progettare e realizzare soluzioni abitative in acciaio ultraleggero. La sede principale è su Verona e poi abbiamo una succursale commerciale negli Stati Uniti. Questo è il mondo acciaio. Passiamo al mondo pannelli. Mondo pannelli, troviamo Isopan. Isopan è un'azienda che produce pannelli isolanti coibentati che vengono usati per i tetti o per le pareti degli edifici. Quindi qui ci rivolgiamo principalmente al mondo dell'edilizia industriale, quindi per fare capannoni, fabbriche, in parte anche civile, e poi c'è tutta una serie, diciamo, di applicazioni collegate, come ad esempio il mondo del freddo, per fare le celle frigorifere, il mondo della zootecnia. Le applicazioni sono molteplici. Isopan è un'azienda produttrice, quindi proprio produciamo il pannello e siamo anche orgogliosi nel dire che siamo i secondi produttori al mondo dei pannelli sandwich. La sede principale è su Trevenzuolo ed è la sede principale sia per dimensioni, perché stiamo implementando la quarta linea di produzione, sia perché troviamo la direzione generale Italia, la direzione commerciale, l'ufficio R&D, diciamo tutti quei dipartimenti che rappresentano un po' il cuore per tutte le Isopan del gruppo, perché poi abbiamo un altro stabilimento a Frosinone e a livello internazionale siamo presenti con dei plant produttivi in Germania, Spagna, Romania, Russia e Messico. Quindi diciamo che Isopan è il nostro biglietto da visita a livello internazionale. Passiamo infine all'ultima BU, che è quella del mondo delle energie rinnovabili. Abbiamo Manni Energy. Manni Energy è una società di ingegneria che si occupa di progettare e realizzare impianti per creare energia da fonti rinnovabili. Diciamo che nel tempo ci siamo focalizzati sul fotovoltaico, quindi su tutto il mondo dei pannelli fotovoltaici. Poi abbiamo anche dei colleghi che si dedicano proprio alla parte di efficientamento energetico e recentemente è entrato a far parte del gruppo anche un nuovo ramo legato alla domotica, quindi diciamo anche a tutto il mondo dello sviluppo di software che permettono di misurare il consumo dell'energia elettrica all'interno degli edifici. La sede è su Verona, presso la holding, e poi abbiamo delle divisioni operative nel sud Italia, perché ovviamente abbiamo degli impianti in Sicilia, Sardegna e Puglia, dove le condizioni climatiche sono anche più affini a questo tipo di impianti. A capo di tutte queste società troviamo la holding di servizi, Mani Group, sede su Verona, zona industriale, dove sono centralizzati tutti i dipartimenti di staff alle aziende che vi ho descritto. Molto bene, Francesca. Quindi un gruppo con diverse sfaccettature che possono soddisfare obiettivi professionali di crescita di persone che provengono da diversi ambiti disciplinari e quindi con un background universitario diverso. Bene, se dovessimo sintetizzare e dire un paio di ragioni per le quali una persona under 30 dovrebbe dire: io voglio iniziare o magari il secondo step di carriera proprio all'interno di Mani Group, perché dovrebbe candidarsi per voi e perché dovrebbe accettare una vostra proposta? Sicuramente un fattore che si deve tenere in considerazione è che la nostra realtà è una realtà che ci piace definire familiare, ma dal respiro internazionale. La possibilità per un neolaureato è quello di interfacciarsi con un contesto internazionale che quindi permette una crescita anche professionale, rapportandosi con culture differenti, e anche in un contesto molto attento, diciamo, alla formazione personale di una persona. Quindi diciamo che deve essere proprio vista come un'opportunità di crescita e di rapportarsi con una realtà strutturata. Molto bene, grazie. E Grazie a lei, Paolo.